Si è svolta sabato scorso presso l'hotel Dioscuri by Palace di San Leone la giornata del donatore di sangue a cura dell'ADAS di Agrigento con la partecipazione dell'associazione Alda Merini, Liberamente Donna di Raffadali. Durante la manifestazione sono stati premiati i donatori che si sono distinti per il numero di donazioni effettuate. Alla manifestazione ha partecipato anche il dottor Pasquale Callerano del centro trasfusionale dell'ospedale di Agrigento. Ha aperto la serata il presidente dell'ADAS, dottor Filippo Di Francesco, che ha sottolineato la necessità di avere un centro trasfusionale direttamente nella città di Agrigento, in modo da rendere più facili le donazioni di sangue che oggi si fanno all'ospedale di Agrigento, ubicato in una zona molto lontana dalla città. Diciamo che non è un anno eccezionale perché ci sono successe tante cose e quindi diciamo che siamo un pochettino indietro rispetto all'anno scorso. Speriamo che le cose andranno meglio nel 2016 e come vedete noi stiamo cercando di allargare, far venire gente nuova appositamente per fare in modo che crescano le donazioni, perché le donazioni crescono come? Mettendo gente nuova e che ognuno di questi qua porti almeno qualcuno per poter donare. Io poi chiedo sempre un locale dove poter fare un centro fisso ad Agrigento. Ora questo qua io penso che i nostri politici, cioè le persone che ci possono dare una mano, si devono mettere una mano sulla coscienza per far modo che Agrigento come ospedale avevamo già quasi raggiunto l'autosufficienza e che ora questa autosufficienza che la fornivamo noi come associazione, questa autosufficienza non c'è. Qual è la reale situazione per la donazione del sangue da noi? Carenza vera e propria no, perché riusciamo a garantire, perché noi ragioniamo in un'ottica sia locale, cioè Agrigento, ma anche provinciale, e quindi la provincia di Agrigento riesce a garantire. Però quello che bisogna dire a tutti è che per fare buona sanità c'è bisogno di sangue, cioè per curare i cronici, gli oncologici, per fare gli interventi chirurgici, per consentire a tutti i pazienti di avere una buona sanità, per partorire, per tutti, c'è bisogno di sangue, e questo sangue, l'unica possibilità che si ha per avere questo prodotto salvavita è il dono. L'associazione Alda Marini dà il suo contributo a questa iniziativa della giornata del donatore. Eh sì, noi abbiamo accettato molto volentieri questo invito, perché riteniamo che in un momento in cui sono più forti gli egoismi e sono più forti i rapporti con una società che diventa sempre più violenta e in cui i valori si sono dispersi, avere persone che trovano un punto di riferimento nel darsi, nel donare, credo che sia un elemento di grande importanza,